Elezioni amministrative 2021 nella città di Conegliano, secondo centro della provincia di Treviso. Domenica 17 e lunedì 18 ottobre si voterà per il ballottaggio tra il candidato sindaco Fabio Chies, sostenuto dalle liste Forza Italia Berlusconi per Conegliano, Forza Conegliano Chies Sindaco e Avanti Tutta Chies Sindaco, e Piero Garbellotto, sostenuto dalle liste Lega Liga Veneta Salvini, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e Libertà Civica e Popolare Conegliano al centro Garbellotto Sindaco. In vista del ballottaggio abbiamo ospite nella nostra redazione il candidato sindaco Fabio Chies. Benvenuto a qdpnews.it. Grazie per l'opportunità. Fabio Chies si presenti ai nostri lettori e ascoltatori ricordando perché si è candidato a sindaco della città di Conegliano. Sono Fabio Chies, penso mi conoscano in molti, ho 48 anni, faccio l'ingegnere, vivo e risiedo a Conegliano. La candidatura penso fosse un atto dovuto per quello che abbiamo fatto in questi 3 anni e mezzo. Abbiamo realizzato opere che la città aspettava da decenni, abbiamo ultimato la Colombo Est, abbiamo messo in impalcature finalmente alla caserma Maras, abbiamo fatto tanti altri lavori di cui avremo modo magari di parlare più avanti. Abbiamo insieme a noi una squadra fantastica di 72 consiglieri comunali che sono candidati con la possibilità di venire eletti, soprattutto perché credevano alla città. Per cui una grande squadra, un programma impegnativo che ci ha visto lavorare per oltre 6 mesi sui vari aspetti della città che vanno in parte migliorati e in parte devono vedere un nuovo slancio di una città che deve essere proiettata al futuro da un lato e dall'altro con le radici ben ancorate a quelle che sono le nostre tradizioni. Le chiediamo una sua analisi dei risultati del primo turno elettorale, in particolare sull'affluenza alle urne che si è fermata al 53,81% nonostante quasi un anno di commissariamento del comune. Questo dato è un dato che deve farci riflettere tutti, anche perché non arrivare al 54% in una situazione nella quale avevamo 5 candidati sindaci che si sono spesi sul territorio deve far riflettere su come la gente si sia allontanata dalla politica. E sicuramente al ballottaggio spero che i cittadini vogliano incidere. Incidere vuol dire andare a scegliere il candidato sindaco migliore per la città del futuro. Il 54% vuol dire, ripeto, 46% che non è andato a votare, un 46% però che deve riflettere, perché non andare a votare non vuol dire scegliere. Non scegliere vuol dire comunque fare una scelta precisa, perché comunque incideranno sul risultato. Per cui tanto vale incidere andando a votare piuttosto che rimanendo a casa. In caso di elezione a sindaco, che criteri seguirà per formare la giunta comunale? Sceglierò un criterio preciso. La gente che vuole andare in giunta deve avere il tempo a disposizione per la città. Dobbiamo pensare che fare l'assessore a Conegliano è una scelta importante, ma è anche una scelta di vita per 5 anni. Vuol dire che la persona che decide e che noi decideremo debba venire in giunta è una persona che deve mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze, perché qui si tratta di una città importante, la seconda città della provincia, è un punto di riferimento per tutta la sinistra Piave, per cui ci vogliono competenze e tempo a disposizione. Non basta una sola delle due cose, perché se hai competenza ma non hai tempo a disposizione non puoi dare il meglio per la città. Io voglio solamente assessori che siano quasi a tempo pieno per Conegliano. Conegliano, città dai tanti problemi e dalle 1000 risorse. Partiamo dai primi. Quali saranno i temi spinosi nell'agenda della città che intende affrontare per primi? Io vedo molti parlare di grandi opere su Conegliano. Le grandi opere sono cose che possiamo fare tranquillamente con i nostri tecnici, raccogliendo sicuramente i contributi che ci sono, che riusciremo a trovare, come abbiamo trovato 5.300.000 euro di contributi a fondo perduto nel 2020, così possiamo farlo anche nei prossimi anni. Ma il vero problema che ci troveremo ad affrontare sarà il problema sociale. Noi usciamo da 2 anni di pandemia, che sono stati 2 anni che hanno creato problemi a tutte le fasce di età, ai giovani da un lato, per quanto riguarda il loro inserimento scolastico, alle persone in età lavorativa che hanno trovato problemi e agli anziani soprattutto che sono rimasti soli in questi 2 anni. Poi dovremmo affrontare questo problema di coesione sociale che secondo me è molto sottovalutato. Dovremmo reinventarci i servizi sociali con una risposta che vada ad personam per curare tutte le varie esigenze che ci troveremo di fronte. Una città può evolvere, una città può guardare all'internazionalizzazione se prima di tutto riesce a risolvere i propri problemi interni, e questo sarà un problema che dovremo attenzionare in maniera particolare. Passiamo ora alle risorse. Ci troviamo anche fisicamente nel territorio delle colline del Prosecco Superiore, diventate poco più di 2 anni fa patrimonio dell'umanità UNESCO, e tra 5 anni a Cortina d'Ampezzo si svolgeranno le Olimpiadi invernali. Ecco, quali opportunità vede per Conegliano da questi 2 eventi? Come ben ricordato, il 7 luglio 2019 siamo diventati patrimonio dell'umanità come territorio di Conegliano Valdobbiadene, e devo dire che questa è da un lato una grande responsabilità ma è una grandissima opportunità.
Abbiamo visto già come sul nostro territorio cominciano a crearsi attività ricettive d'avanguardia, dobbiamo continuare in questa direzione perché dobbiamo intercettare un flusso di turisti che fino a pochi anni fa non eravamo in grado di accogliere. Oggi dobbiamo farci trovare pronti perché il nostro è un territorio meraviglioso, però deve imparare ad essere anche un territorio accogliente, per cui quello, ma anche le Olimpiadi, tutti i grandi avvenimenti, deve essere un territorio che non deve più vedere limiti territoriali comunali. Noi non dobbiamo più pensare a Conegliano, Vittorio Veneto, Tarza, Pieve di Soligo, dobbiamo pensare a un unico grande territorio omogeneo che possa essere un territorio invidiato non solo da un punto di vista paesaggistico e culturale, ma anche da un punto di vista dell'accoglienza. Dobbiamo lavorare molto in questa direzione. Guardiamo il futuro, in caso di elezione a sindaco, che rapporto avrà o vorrebbe avere con quella che sarà la sua opposizione in Consiglio Comunale? Ma un rapporto costruttivo. E per questo stiamo parlando con tutte le varie forze politiche, anche prima del ballottaggio, perché penso che i programmi siano fondamentali. Quando vuoi costruire una città devi pensare a una città a 360 gradi dove tutto faccia parte di una grande comunità che abbia un senso logico, e questo senso logico lo trovi attraverso la condivisione dei programmi, attraverso la condivisione delle idee, per cui se dovessi diventare sindaco penso che nel primo mese già ci troveremo anche con le opposizioni per vedere i punti programmatici comuni, perché più punti troviamo di unione più riusciamo a ripartire velocemente con una macchina amministrativa che dopo un anno di commissariamento non può vedere tentennamenti. Grazie, le nostre telecamere adesso sono a sua disposizione per un appello al voto al ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Beh, io dico ai miei concittadini coneglianesi che domenica 17 e lunedì 18 è un appuntamento fondamentale. I prossimi 5 anni serviranno non solo per far crescere la città, ma per intercettare anche i fondi del PNRR, per cui una grande responsabilità, ma soprattutto dobbiamo ricreare la comunità, come ho detto prima, che aiuti anche gli ultimi. Per cui una Conegliano in mano ai coneglianesi che possano prendere le loro scelte in assoluta autonomia, come noi abbiamo sempre spiegato in campagna elettorale, e una scelta soprattutto moderata. Avete davanti una scelta di 2 coalizioni legittime che hanno programmi legittimi ma programmi differenti. Uno che guarda un centro moderato, come è sempre stata Conegliano, punto di riferimento, ripeto, della sinistra Piave della provincia, l'altro una scelta più di destra. Invito tutti a ragionare, guardare i programmi e soprattutto andare a votare, indipendentemente dalla scelta. L'importante è andare a votare, esercitare questo diritto di voto, perché si può incidere passivamente o attivamente. Invito tutti ad incidere attivamente, a votare Fabio Chies domenica 17 e lunedì 18.